È uno sport che coniuga la meccanica e l'agricoltura. È il tractor pulling, che sabato prossimo torna anche nella Marca con una data del campionato italiano. Parte da lontano, parte dal Canada, quando gli agricoltori sfidavano e provavano la forza dei loro cavalli trainando dei tronchi. Poi con il tempo, con l'evoluzione agraria si è evoluta, oggi ci sono i trattori moderni che si sfidano tirando dei tronchi. Poi sono stati elaborati, quindi trattori da competizione. E a Cavalier di Borgo a Monticano sabato sera si sfideranno 20 squadre corse italiane ma anche dall'estero. Ci sono macchine che arrivano dalla Germania, macchine che arrivano dall'Inghilterra, quindi macchine che arrivano da tutta Europa. Poi ci saranno anche categorie meno elaborate e quelle innovative. Non solo trattori vecchi, trattori diesel, ma nuovi trattori diesel, ma soprattutto anche la nuova tecnologia a metano, biometano, alcol etilico, quindi anche dal punto di vista tecnologico credo una bella esperienza. Ma soprattutto una grande festa a sostegno della parrocchia. Ci troviamo sabato sera sarà una bella serata, inizia alle ore 18, quindi trattor pulling notturna, molto bello per gli appassionati del settore, tantissima gente, si preannuncia una temperatura ottimale, terza edizione, credo che arriverà tanta gente e il ricavato andrà in beneficenza. È simbolico perché fanno pagare un'offerta di 5 euro, però tutto il ricavato andrà per le opere parrocchiali.